Al momento l'unica cosa certa è la morte del piccolo Alessandro, 5 anni, il prossimo 12 marzo, un bambino pieno di vita, che amava la vita, che aveva diritto a vivere, ucciso probabilmente da uno shock anafilattico provocato da un'iniezione di Bentelan. Alessandro, quarto di 5 figli di una coppia di coniugi di Palma di Montechiaro, il papà operatore scolastico, la mamma casalinga, è arrivato cadavere ieri poco dopo le 23 al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo a Licata, ultimo atto di una tragedia cominciata in mattinata quando il piccolo si è sentito male alla scuola materna. L'insegnante ha avvertito la mamma che a sua volta ha chiesto l'intervento del medico pediatra che ha prescritto un antibiotico e un Bentelan. Intorno alle 20:30 la mamma ha iniettato il farmaco. Dopo circa un'ora le condizioni del bimbo peggioravano. Alessandro sarebbe anche diventato cianotico, avrebbe avuto grandi difficoltà respiratorie. A questo punto i genitori avrebbero caricato il bimbo in macchina correndo verso l'ospedale di Licata, dove il piccolo però è giunto cadavere. Il sostituto procuratore Santo Fornacier ha aperto un'inchiesta. Su sua delega la polizia di Licata ha ascoltato questa mattina i genitori, i parenti del pediatra del bimbo. Secondo la ricostruzione dei genitori, il piccolo in mattinata era andato alla scuola materna. L'insegnante aveva chiamato i genitori perché aveva una fortissima tosse e stava male. La mamma aveva immediatamente chiesto la visita del pediatra che avrebbe prescritto alcuni farmaci, tra cui, come detto, un antibiotico e il Bentelan. Il magistrato al momento non ha ancora disposto l'autopsia.